È una scuola, la Media Coletti di Treviso, il primo appuntamento di Matteo Renzi Premier. Proprio qui tenteranno di incontrarlo i genitori delle scuole del Veneziano che da più di un mese lottano per la pulizia delle classi frequentate dai loro figli. Una delegazione sarà presente in ogni caso davanti alla scuola, armata di scope per farsi vedere e far capire quanto è delicata la situazione. Viaggiano infatti ancora a vista i genitori, i ragazzi e anche gli amministratori che non hanno alcuna garanzia che la situazione di pulizia e sanificazione tamponata in fretta e furia per i mesi di gennaio e febbraio sia assicurata anche per marzo. A noi interessano i risultati. Negli scorsi giorni i messaggi da Roma non sono stati confortanti, c'era stata quella proposta di stanziare almeno transitoriamente una ventina di milioni per il mese di marzo e almeno tenere la posizione, ma so che è stata bocciata in commissione. Dal Presidente del Consiglio Renzi, che nel suo discorso al Senato ha parlato dell'educazione che si dà nelle scuole come motore dello sviluppo, genitori, insegnanti, sindaci e sindacati si aspettano molto. Le addette delle pulizie intanto proprio nelle stesse ore in cui il Premier sarà a Treviso manifesteranno a Venezia. Avevamo oltre 2000 persone 14 anni fa occupate in questi servizi e quando parliamo di questi servizi non parliamo esclusivamente di pulizie e di sanificazione, ma anche di scodellamento e di ausiliariato, che significa proprio la custodia, la vigilanza. Gli addetti con il nuovo appalto dal 1° gennaio sono 730 con contratti da 12-13 ore a settimana contro le 24-30 ore dei contratti fino al 31 dicembre 2013. Da Renzi servono risposte chiare e da subito. Se la scuola è il motore dello sviluppo, condizio sine qua non è che la scuola sia almeno pulita. Noi andiamo avanti con la nostra linea, quindi organizziamo la protesta a Roma, andiamo lì, buon lavoro e occhi sui nostri bimbi perché ci teniamo e non facciamo sconti a nessuno.